Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano e dal Bodigno, perché oggi sono brasiliano. L'uomo chiamato aspetta. La tappa di oggi è... La pappa di oggi? La tappa di oggi è... Dai, detto? Ah, la tappa di oggi, voi capito la pappa di oggi. Stai buono uomo, io ti chiamerò ormai uomo la. Allora, la tappa di oggi è... Uomo la. Santiago del Cile, Bogotà, che è in Colombia, ragazzi. È la capitale della Colombias. Il Boeing mi pare sia un 747, se non mi ricordo, ma è un dettaglio, insomma. Niente, io direi di partire con la consapevolezza di essere il più grande pilota di aerei di tutti i tempi. Andiamo. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah. Bode, cosa ci racconti? Sto giocando a Age of Empire 3. Bravo. Ah ragazzi, dovete convincere il Bode a comprarsi London 2012 perché voglio fare il multiplayer. Per favore. Anche perché il Bode su London 2012 a fare i figuroni di merda. No, guarda che il Bode è un fenomeno di questi giochi questo. Touch me. He's the one in the living, in the fly, in the sky, in the looking, the wild. Oh, ma che voce ho, ragazzi? No, un applauso per il Comenda e per la sua voce spettacolare. Ecco. Salutiamo Santiago del Cile e le sue Ande e andiamo verso Bogotà, la capitale del Bode. Il Bode è nato a Bogotà, ragazzi, nel lontano 58. Cazzo, no, non ho più pista! Non ho più pista! Alzati, alza quel culo di merda che è più grande di quello di Marisa Laurito. Ok. Buono. Merda. Perfetto. Merda. Ma merda secca? Ok raga, siamo in rotta comunque. Ma proprio... 2291 miglia e siamo arrivati a Bogotà, la città natale di Bodesius. Tanta merda. Raga, siamo appena partiti, intanto il Bode sta bestemmiando in aramaico perché su Age ha problemi. No, in turco, visto che sono andato domani. Ecco, bene. E iniziamo il momento super quark. Allora ragazzi, oggi sorvoliamo parecchie nazioni. Allora, chiaramente il Cile, ragazzi, poi un po' dell'Oceano Pacifico, poi sorvoliamo la Bolivia e siamo, diciamo, in linea d'aria con La Paz, che è la capitale della Bolivia. Poi andiamo in Perù, che è la capitale Lima, che non è Ronaldo da Lima, questo lo voglio un attimo segnalare. Poi sorvoliamo un po' il Brasile, ma senza nessuna città importante, e finiamo in Colombia e facciamo soltanto Bogotà e poi arriviamo. Bode, sei contento di questo itinerario? Yes. Il Bode è un po'... Il Bode non è molto presente perché purtroppo sta giocando a Age of Empires e vuole conquistare il mondo e entrare nel Gotha dei grandi. Comunque ragazzi... Ecco, da Piero Alberto Angela è tutto, un saluto al Super 4. Raga, guardate che bello. Allora, a destra le Ande, le montagne. Guarda che belle. Guarda Bode che belle. Davanti, tra virgolette, quasi il deserto. E l'Oceano Pacifico. Tre cose in una, ragazzi. Qualcosa di grande. Abbiamo anche le canzoni sottofondo, più di così ragazzi, cosa volete? Manca ancora 2000 miglia ragazzi, siamo ancora lontani. Tanto ne approfitto per ecco, il Bode se ne sta andando. Intanto sto distruggendo una nave francese. Che bello. Intanto ne approfitto per salutare la Michelina. Distrutta. Ci siamo trovati sabato, come sempre alla grande. Un saluto e un bacio alla Michelina. Viva Michelina, viva la Michelina, viva la Michelina. Ecco. Ragazzi, mancano 800 miglia ormai, più di metà strada è andata. E c'è il tramonto brasiliero, perché siamo tornati in Brasile, lo stiamo sconfinando un attimo, e c'è il tramonto brasileiro, guarda che bello, uno spettacolo per gli occhi, veramente, e sono fortunato di essere con Bode per poter ammirare questo paesaggio meraviglioso, è una fortuna per me essere vicino al Bode, vero Bode? Che romantico che sei. Lo so, sono romantico come una scatola di cioccolatini, so che cazzo c'entra, però va bene.
Comunque ragazzi, abbiamo fatto una squadretta di calcetto qua a Venezia. Chi vuole partecipare, anche se abitate a Roma, Puglia, Calabria, non c'è problema. Venite pure. Canicati, sì. Oddio. Sono un po' impicchiata però, Sì. Che adesso... Reclutiamo gente, volontari e quant'altro. Ragazzi, piccolo contest velocissimo. Quanto bella è la voce del Bode da 1 a 10? Mettetemelo sotto il video. Viva il contest. Ragazzi, siamo a Bogotà, ecco l'aeroporto. Il paesaggio non è sto granché. A Bogotà. Cioè, che voce, che uomo. Ragazzi, aspetta, perché qua io dico siamo a Bogotà, ma vedono che non c'è più il tramonto e l'aereo è diverso. Ragazzi, purtroppo il gioco mi è crashato, l'ho dovuto far prima e ho cambiato aereo. Mi dispiace, raga, però vi dimostro che il Comenda è capace di guidare 2 aerei in un solo video. Cioè, solo il Comenda può fare questo. Fatalità, non avevo salvato Only Comenda, ragazzi. E ricominciare da capo, non avevo proprio voglia, ho preso un aereo più veloce, ciao. Vai raga, dai che ci siamo. Siamo con l'F-18, l'aereo preferito di Elia. Ricordiamo che Elia ha vinto 3 Golden Globe con questo aereo. Complimenti al Bode. Sì, e adesso andiamo. No, 4 vecchio. Adesso andiamo. Hai sbagliato. Elia, voglio un sottofondo musicale, mentre 4, atterro. Vai Bode, vai di sottofondo musicale. Aspetta, perché ho Federico il Grande che mi sta parlando. Sì, io c'ho il cazzo il grande, aspetta. Oh merda. Oh merda. Attenzione, s'il vous plaît, attenzione s'il vous plaît, sono un po' sui campi, dai che andiamo ragazzi, fallo per il Comenda, fallo per tutto. Dai che andiamo a campi, Vai, forse questo è buono ragazzi, forse questo è buono come Elia da piccolo, vai, un po' di sterzata, vai, ma va bene, ragazzi va bene, ce l'ho fatta, siamo a Bogotà, tutto è felice, tutti siamo felici, chi se ne frega. Mamma mia è andata raga, purtroppo a Fly sto giocando poco perché sono veramente fuso. Adesso devo finire sto giro del mondo, però ragazzi, dopo 150 rotte non è facile. Ecco, sentiamo la fanciulla del Bode che parla di non so cosa. Che bello. Sta bestemmiando contro la sua macchina fotografica. Ecco, viva la vera, viva il Bode, viva il Comenda, viva tutti voi, viva il mondo. Ragazzi, un saluto dal Comendone, prossima tappa da Bogotà a La Habana, quindi una tappa bellissima perché si va a Cuba. Nella patria del Bode, sappiamo il perché. A Cuba, hasta la vittoria sempre. Senti Elia, senti che ragazza, il Bode è un ragazzo oltre che bello, anche intelligente, ha una qualità rara nel panorama mondiale. Ragazzi, un saluto dal Comendone e ci aspettiamo come sempre il saluto più bello del mondo. Ciao! La 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 la.